3 tappe legate ad altrettanti episodi biblici hanno scandito il cammino di preghiera della giornata di quest'anno. L'alleanza tra gli uomini e il creato, dove è stata ripercorsa la Genesi, che ha accompagnato il momento di introduzione alla celebrazione tra i ruderi di Santa Caterina. L'infedeltà dell'uomo, che non rispetta la propria terra, seguendo le parole del profeta Osea, con l'intervento del prof Bavestrello sui rischi climatici nella chiesa di San Pietro in Vincoli. E infine la vita nuova, narrata nel Deuteronomio e celebrata nel convento dei frati Cappuccini, dove ha avuto luogo l'intervento di Monsignor Alberto Tanasini. Il vescovo di Chiavari ha esortato a prendere in mano il nostro futuro e ricostruire l'alleanza con la nostra terra. Il richiamo a una cura del creato credo che diventi sempre più urgente, perché sembrano prevalere gli interessi da una parte il rispetto della creazione e dall'altro sulle preoccupazioni che nascono dai nostri comportamenti non rispettosi della creazione stessa. In questa giornata certamente chi partecipa sente l'invito a che l'alleanza con la terra sia un'alleanza effettiva. Nello stesso tempo però mi piace estendere questo invito anche a tutti coloro che non sono stati presenti ma prendono consapevolezza che il futuro della nostra terra e quindi dell'umanità che la vive è nelle nostre mani.